Volevo prima di tutto ringraziare gli organizzatori per l'organizzazione di questo webinar e per l'occasione che mi viene data di poter dire delle parole in introduzione a questo evento. Vi porto innanzitutto i saluti dell'amministrazione regionale ed in particolare dell'assessore Federico Caner, che dall'inizio di questa legislazione ha sommato alle deleghe che già precedentemente aveva nella precedente legislatura, quindi alla delega alla competenza sui fondi comunitari, anche quella all'agricoltura e quindi allo sviluppo rurale. Ed è quindi il nostro assessorato di riferimento. Vi porto anche i saluti del direttore della direzione ADG FEASR e Foreste, il dottor Franco Contarini, nell'ambito della quale io lavoro appunto come responsabile dell'unità organizzativa Foreste e Selvicoltura. È doveroso per me richiamare all'inizio di questo intervento introduttivo che la direzione ADG FEASR e Foreste svolge il ruolo di autorità di gestione appunto del programma di sviluppo rurale. Un programma che veicola, come sapete, programma e veicola le risorse del FEASR per l'ambito rurale, agricolo e forestale veneto. E quindi in questo periodo di programmazione attraverso più di 1 miliardo e 180 mila euro di fondi pubblici tra cofinanziamento UE nazionale e regionale, funge da volano per lo sviluppo di tutto il settore, di tutto il comparto. Ed è proprio nell'ambito del PSR 2014-2020, quindi questo periodo di programmazione, che la Regione Veneto ha sostenuto l'innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale, attivando in particolare la misura 16 dedicata, come sapete, alla cooperazione. E lo ha fatto con un elemento di originalità rispetto alle altre regioni. Come prima regione il Veneto ha scelto di finanziare un progetto mirato a potenziare la competitività nel settore forestale attraverso una logica PEI, cioè partenariati europei per l'innovazione, quindi sfruttando le potenzialità date dalle tecnologie innovative in un settore in cui tradizionalmente, diciamo, le tecnologie, l'innovazione non è proprio il pane quotidiano, diciamo così. No, banalizzo chiaramente, però diciamo che questa è stata uno sviluppo originale del Veneto della misura 16. E così è nato il progetto IT for 2. È un progetto che ha l'ambizione di contribuire a porre in qualche modo rimedio ad una strutturazione non certo ottimale della filiera foresta-legno in Veneto. E lo vuole fare attraverso la realizzazione di una piattaforma per la commercializzazione del legname in Veneto. E quindi l'obiettivo di questo progetto è in qualche modo mettere in moto le sinergie che sono necessarie per dare valore alla produzione locale di legname e al contesto anche di trasformazione locale, con uno sguardo però che deve andare necessariamente un po' al di fuori anche del Veneto, perché sappiamo bene, e i presenti sicuramente lo sanno meglio di me, che il mercato dell'approvvigionamento del legname va molto al di là dei confini amministrativi di una regione e anche di una nazione, anche per le realtà produttive venete. E quindi questo progetto vuole fornire uno spazio funzionale, uno spazio integrato di connessione tra le diverse parti della filiera, che possa essere un luogo di scambio e di incontro partecipativo per un settore nel quale spesso è venuta a mancare, e manca ancora, la visione d'insieme a causa di una frammentazione territoriale e anche una settorializzazione magari degli interventi e delle politiche, appunto che raramente, questa frammentazione raramente, e per via di questa frammentazione raramente questo settore riesce a fare massa critica per incidere in maniera significativa sul mercato. Quindi direi in sintesi che questo progetto è una bella sfida. È una bella sfida che io però sono convinta che possa superare grazie a 2 elementi di potenziale successo. Il primo elemento è che se ne sentiva il bisogno. Il secondo elemento è che i tempi sono maturi.
Queste due affermazioni possono sembrare dei luoghi comuni, un po' banali, ma se li guardiamo un po' da vicino, io credo che non siano solo parole vuote. Vi spiego, cerco di spiegarvi brevemente anche il perché. Dal punto di vista del bisogno, se ne sentiva il bisogno, devo sottolineare che questo progetto non parte con un approccio imposto, top down, da un'esigenza sentita ma non vissuta. Infatti il partenariato del progetto, il gruppo operativo del progetto IT4 ha preventivamente svolto una fase di innovation brokering per raccogliere proprio dal territorio le esigenze e verificare le precondizioni per l'applicazione dell'innovazione in questo specifico settore. E solo poi è risultato beneficiario anche del contributo per la costituzione del gruppo operativo e poi per l'attuazione del progetto pilota. Quindi è un progetto che intercetta un bisogno non teorico ma percepito e manifesto, e che a mio avviso è attestato anche dall'attenzione con cui ci guardano altre amministrazioni, altre regioni. Siamo un po' pionieri, anche se sappiamo bene che non siamo i primi come Veneto ad imbarcarci in questo percorso. Infatti guardiamo agli esempi già più maturi della provincia di Trento, della Camera di Commercio della provincia di Trento e della regione Friuli Venezia Giulia, che ci hanno preceduto nel mettere a punto questo tipo di struttura, di piattaforma. E con queste due realtà c'è una collaborazione fattiva e direi di mutua attenzione, la chiamerei con un termine biologico una simbiosi mutualistica, nel senso che da un lato chi parte dopo non necessariamente è svantaggiato, perché può prendere ad esempio le migliori prassi e può, se è intelligente, qui certo in questo gruppo operativo non mancano né le competenze né le intelligenze, può prendere appunto, può cercare di evitare gli errori fatti da chi li ha preceduti. Dall'altro lato, e quindi questo è un vantaggio per il Veneto per così avere una pista in qualche maniera già battuta, già sperimentata. Dall'altra parte però credo che anche per chi è già partito questo progetto venga seguito osservato con attenzione per i nuovi spunti e le nuove tecnologie più attuali, più all'avanguardia che può mettere in campo. L'altro spunto che vi avevo dato, i tempi sono maturi. Purtroppo qui bisogna dire che i tempi sono maturati frettolosamente o precipitosamente anche grazie a due sventure. La prima sventura è stata Vaia, che ha messo in evidenza, ha messo a nudo, diciamo, perché questa carenza già si conosceva, ma ha messo veramente a nudo la debolezza della filiera, per cui ha accresciuto la consapevolezza che serve intervenire subito per colmare i punti deboli della filiera forestalegna. E questo è stato immediatamente evidente, quindi non c'è tempo da perdere. L'altra disgrazia, diciamo, è stata la pandemia, il Covid, che però ci ha fatto fare tutto un salto evolutivo, un balzo evolutivo, sia all'amministrazione, sia alle imprese e anche ai singoli cittadini, perché abbiamo tutti quanti appreso repentinamente, da un lato, il ruolo centrale delle tecnologie dell'informazione, che ci permettono di fare cose che forse qualche mese fa non avremmo pensato di fare in questa maniera. E dall'altro che tutto sommato siamo in grado di usare queste tecnologie in maniera molto diffusa, anche semplice, e quindi si è abbattuta una certa diffidenza verso questo tipo di strumenti. Quindi a mio avviso ci sono tutte le condizioni perché le molte aspettative riposte in questo progetto possano essere adempiute, insomma, possa essere data una risposta positiva. Però ci sono altri punti chiave. Una cosa che mi piace spesso richiamare, perdonatemi se sono cose note e stranote, è la differenza che c'è tra un sistema informatico, che è uno strumento, per quanto tecnologicamente sofisticato ed evoluto, e un sistema informativo, che è un sistema invece che è in grado di creare valore dall'informazione gestita attraverso lo strumento. Quindi questo progetto mira a costituire una piattaforma tecnologica che nasce, abbiamo visto, forte delle precedenti esperienze e delle nuove tecnologie, ma questo non basta. Senza i dati fondamentali
resta un contenitore vuoto, i dati che non sono solo input, elementi di banali input, sono dati che vanno caricati, inseriti, normalizzati, aggiornati, in una parola gestiti. E quindi senza queste informazioni da veicolare il sistema non può funzionare. Ma anche questo non basta, perché ci vuole un'attenzione ad intercettare, a rileggere, a assicurare una gestione smart, direi, dei processi. Uso la parola smart per dire una gestione intelligente, una gestione semplice, una gestione vicino a chi li devi usare. Processi che tra l'altro sono dinamici, perché non basta analizzarli all'inizio, ma è necessario seguire le evoluzioni normative, le evoluzioni anche delle prassi, eccetera. E quindi bisogna essere molto attenti a questo aspetto, altrimenti il contenitore pur pieno, pur portato in produzione, resta un contenitore statico e poco appetibile. Ma anche questo non basta per fare di un sistema informativo vero e proprio. E qui viene il punto fondamentale, che sono le persone che continuamente lo devono curare, alimentare, seguire, renderlo vitale, e direi che per far partire e marciare un progetto del genere non basta la competenza, ci vuole anche una certa dose di passione, perché gli utenti vanno curati, vanno seguiti, le informazioni vanno seguite con un dettaglio che all'inizio sarà veramente faticoso anche, e quindi ci vuole una certa passione, ma soprattutto ci vogliono gli utenti e quindi gli attori che vanno coinvolti per ovviamente il successo del progetto. E quindi veniamo ad oggi, le attività di divulgazione, di coinvolgimento dei soggetti interessati, come il webinar che stiamo appunto seguendo, rientrano nell'importante logica di coinvolgimento e nel pieno spirito dei partenariati europei per l'innovazione. Il focus del webinar di oggi è rivolto al mercato del legno dal lato più della trasformazione, quindi sul settore in cui ci si aspettano le ricadute significative della piattaforma, ma non vanno dimenticati ovviamente gli altri soggetti da mettere in rete. Innanzitutto le proprietà forestali, i comuni, le regole, ma anche le imprese boschive, gli altri soggetti, tutti gli altri soggetti che partecipano alla filiera. Quindi metterei tra gli ingredienti per il successo di un sistema informativo anche una buona dose di interoperabilità, sia orizzontale con piattaforme analoghe sviluppate dalle altre regioni o che saranno sviluppate da altre amministrazioni, perché appunto non è un contesto chiuso, ma un contesto che deve essere aperto, come aperto al mercato, ma soprattutto un'interoperabilità che io chiamo verticale, cioè guardare agli altri anelli fondamentali per un flusso di informazioni che traguardi un livello più allargato e che consideri innanzitutto la pianificazione forestale. La pianificazione forestale è l'elemento che permette alla proprietà di programmare il flusso di legname che andrà a essere disponibile nel tempo e permette anche, attraverso la piattaforma, di renderne contezza e certezza agli acquirenti. Quindi anche questo è un tassello che va sicuramente valorizzato. Citavo prima le imprese boschive e gli operatori qualificati, senza i quali la produzione pianificata comunque resta teorica e si accumula sul territorio senza poter essere messa a disposizione in maniera professionale. E poi il monitoraggio, quindi anche la gestione e il monitoraggio continuo delle utilizzazioni forestali in modo da poter chiudere la catena appunto della gestione forestale. Ecco, anche questi aspetti del quadro informativo devono progredire in parallelo e per questo vi do un'informazione che all'inizio del prossimo anno, nei primi mesi, spero già a fine gennaio, renderemo operativo il sistema informativo regionale foreste, che è proprio un nuovo sistema web per la gestione della fase di pianificazione, di
albo di gestione dell'albo degli operatori forestali e di gestione delle utilizzazioni, dichiarazioni di taglio, piani di taglio e quant'altro. Quindi anche questo dovrà far parte di un sistema di cui IT4 potrà giovarsi e quindi la speranza è che tutto questo potrà rendere il settore foresta-legno più competitivo anche attraverso strumenti digitali che coinvolgano comunque gli attori sul territorio. Concludo perché credo di aver preso anche un po' più del tempo che mi era stato concesso, richiamando che il progetto IT4 è sicuramente un progetto molto ambizioso per il quale ci sono grandi aspettative, ma sicuramente i partner che costituiscono il gruppo operativo sono sicuramente eccellenti e il coinvolgimento degli attori con questi webinar, quelli precedenti e quelli che seguiranno, va sicuramente nella direzione giusta. Come amministrazione regionale ci siamo anche noi, faremo la nostra parte anche per completare appunto questo flusso informativo senza il quale i sistemi non decollano